buongiorno a tutti, grazie a Veneto Agricoltura per questo oramai storico appuntamento sulle previsioni vendemmiali. In Emilia-Romagna, come potete facilmente capire, è una annata, una vendemmia del 2022 caratterizzata prevalentemente da una stagione calda e siccitosa. Il decorso meteorologico è, così come in tutta Italia, avvenuto in maniera molto anomalo e quindi evidentemente la vite ne ha risentita. Ci troviamo di fronte a una vendemmia anticipata di circa 8-10 giorni, sia per i bianchi precoce, per base spumante che per i rossi, e già a metà luglio era iniziato ad invaiare il Sangiovese in alcuni comprensori della Romagna. Dal punto di vista fitosanitario, l'oidio è stato di sicuro il patogeno più presente, poca peronospora. Purtroppo dobbiamo segnalare una recrudescenza della flavescenza dorata e mal dell'esca soprattutto, che ovviamente minano i nostri vigneti con problemi sulla qualità dell'uva. Relativamente alle previsioni di stima produttiva, quindi alle previsioni quantitative, in Emilia, in particolare nella pianura emiliana, luogo di eccellenza per il Lambrusco, la pianura prevede una stima produttiva simile a quello dello scorso anno, mentre in collina, sempre in Emilia, dove oltre al Lambrusco ci sono altri vitigni di altrettanta importanza, si stima, causa appunto la siccità e l'impossibilità di fare irrigazione di soccorso, si stima un livello produttivo inferiore del 5-10% rispetto al 2021. In Romagna, anche qui abbiamo la pianura romagnola, luogo d'eccellenza del vitigno trebbiano, che presenta una produzione tutto sommato, nonostante appunto l'impossibilità anche di fare irrigazioni di soccorso e nonostante l'aumento di queste fitopatie sempre più invasive, si stima una produzione tutto sommato inferiore del 5-10% rispetto al 2021, mentre in collina è una situazione abbastanza allarmante, perché per l'ennesimo anno si verifica una produzione, una flessione produttiva intorno al meno 25-30%. L'uva tuttavia si presenta sana, uniforme, anche se con degli acini piccoli, causa appunto dello stress idrico che hanno subito le viti. E per quanto riguarda i parametri enologici, dai primi dati dei laboratori sembra che appunto la qualità dell'uva sia ottima, almeno fino ad oggi, ma ovviamente questo lo possiamo verificare solo quando ci sarà la possibilità di assaggiare i vini.